Mirko Di Cerone al termine di una gara dove a pochi minuti l'avevamo ancora in mano, ma poi a mio avviso anche la stanchezza ha giocato un brutto scherzo. Sì, abbiamo fatto secondo me una gran partita anche stasera, perché comunque sostenere questi ritmi qua con l'assenza ancora di Pato e un rientrante Chico Rossi con 4 allenamenti sulle spalle è stata una partita importante. Logico che ci avevamo fatto la bocca, vincevamo di 2 gol, si poteva gestire, ma quando subentra anche un po' di stanchezza dalle sponde o dalle tribune siamo tutti bravi, no? Potevamo fare, potevamo non fare, però secondo me i ragazzi hanno sbagliato poco e hanno fatto una partita veramente di cuore e quindi io non posso che ringraziarli. Io mi sento di dire un grandissimo gruppo perché si sono aiutati tantissimo, soprattutto la fase difensiva è stata una cosa eccezionale. Ma sì, questo è quello che ci sta caratterizzando questa stagione, un gruppo importante, un gruppo che lavora sodo l'uno per l'altro. Per me questa sera, al di là del rientrante Chico che ci ha dato una grossissima mano, ha fatto un'ottima partita Andrea Borgo, perché ha fatto una partita anche di sacrificio dietro, ha recuperato delle palline, ha tenuto duro, ha stretto i denti, senza nulla togliere gli altri che comunque, ripeto, tutti quanti hanno dato un gran contributo. Adesso ci aspetta una partita di Coppa da dentro e fuori, il trucco per recuperare, perché insomma noi abbiamo anche questo problema di dover recuperare in fretta. Sarà dura perché comunque martedì affrontiamo una squadra che corre tanto, che gioca bene, messa bene in campo, giovane, e quindi sarà un'altra battaglia. Però in casa nostra dobbiamo far valere anche un po' la forza del pubblico, che spero sia veramente numeroso sul serio martedì, perché deve capire l'importanza della partita e dopo dell'esperienza, come abbiamo fatto fino ad ora, e quindi l'obiettivo è importante, ma noi ci faremo trovare pronti. Io ti ringrazio Mirko, sottoscrivo tutto quello che hai detto, alla prossima. Grazie a voi, grazie.